Arriva la draga, vieni a vedere. Paola! Paola! Sveglia, è arrivata la draga. Guarda quanto è bella. Peggio per te, perdi un'occasione. Una draga così non la vedrai mai più. Ormiglione. Adele, dai un caffè a quel giovanotto biondo. Chi è il giovanotto biondo? Io. Ah, se vuole il caffè bisogna che aspetti che accenda il fuoco perché non c'è gas. Non fa niente, lo piglierò al bar. Oh sì, sarà meglio, i bar sono fatti per quello. Andiamo, presto! Oh, bisogna che te calmi, sa! Molla! Io eseguo ordini precisi. Il signor Masi ha detto 3 fusti e 3 soli. E sono pure troppi. Che vorrebbe dire troppi? Che si ruba l'olio a noi? Non ho detto questo. Lei ha la lingua lunga. E le corna? Buongiorno, signor Masi. Buongiorno Scalesi, come va? Bene, grazie. Salute ragazzi. Buongiorno. E pensare che nessuno ci credeva che saremmo riusciti a rimetterla a galla. E Carlino tutte le volte che faceva le paghe, al sabato scuoteva la testa. Sì, quello scuote la testa perché... Sta zitto tu. Signora Paola, attenta! Faccia piano lì, signorina. Attenta, attenta. Ma non poteva scegliere un percorso un po' più comodo, scusi. Sì. Guardi, c'è la passerella lì. Paola. Mia moglie, Scalesi, il nuovo capodraga. Piacere. Piacere. È stata una bella vittoria, no? Tutti credevano che ci avrei rimesso tempo e denaro. Io ho sempre avuto fiducia. E tu, è un'altra cosa. Non si direbbe che è stata sott'acqua tanto tempo. È 28 mesi. I tedeschi l'avevano fatta affondare nel maggio del 44. Adesso deve riguadagnare i soldi spesi e cominciare subito a lavorare. Se non perdiamo tempo a caricare il carbone, dopo pranzo siamo alla Magliana. Signora e si Paola. comincia subito. Doveva vedere il movimento che c'era sul Scusa, fiume. Carlo. Prego. Prima che facessero saltare la diga. Sono Arrivava il arrivate le carbone da penne. Civitavecchia. Sì. Veglieri dalla Sicilia, dalla Sardegna. Sembrava un grande porto. A lei queste cose la fanno ridere, È un uomo di mare. Ma io voglio bene al fiume, ci sono nato, ci vivo. Mi sembra il posto più bello del mondo. La capisco, ma non sono d'accordo. Dica la verità, sa una bellezza? Sì, ma si vede che roba le ha. Ma che c'entra? Le rivolta e le fa tingere. Le viene una giacca che spopola. Ce ne vogliono 3, gliene avanza pure per la borsetta. Cosa sono questi? So pupazzi indiani di Renato. Lui dice che portano fortuna. Che buffi. Questa è Lima, quello è il Congo. Quella è la cassiera di un bar di Amburgo. E tu come lo sai? Me l'ha detto lui. Ah, sono sue. Che credeva che fossero le mie? Io le cassiere ne conosco tante, ma tutte in trastevere. Ma questo è lui, come si chiama? Scalesi, se l'è fatta in Giappone. In Cina. No, in Giappone. Suo marito la cerca. Grazie. Paola! Paola! Che facevi? Vittorio mi ha fatto vedere delle pelli. Vittorio, tu la devi smettere con sta roba alleata. Un giorno o l'altro mi sequestrano la draga. Per questo le volevo vendere alla signora. Bravo, così metterò dentro mia moglie. Si dovessero mettere dentro tutti quelli che portano la roba alleata, poi un giorno o l'altro se ne andranno, no? Chi lo sa? Andiamo a terra, Paola. Così presto? La draga deve partire. Che peccato, era così bello qui. Vuoi che arriviamo fino al ponte dell'industria? Sì. Scalesi, allora parta pure. Va bene, alza lo scalo. Carlino, mi mandi Antonio col camioncino alla banchina del gas, tra mezz'ora. Va bene!
siamo padroni di tutta quella roba lì. E vista da qui sembra un'azienda importante, no? È importante. Credi? Certo. Ce n'è del sudore buttato lì. Perché dici buttato? Non nel senso cattivo, voglio dire, è speso lì. Ma non me ne pento, sai. È merito tuo del resto se sono riuscita a fare qualcosa. Io non ho fatto niente. Tu hai fatto la mia felicità. Tante volte penso che senza di te non sarei riuscita a far niente. Tu mi dai tanta forza, tanto coraggio. Ragazzi, per voi andiamo! Lasciate questi delinquenti! Andiamo! No, non si sieda. Non si sieda lì, è sporco. Ecco. Grazie. Ho visto le sue bambolette nella cabina. Sono buffe. Vittorio mi ha detto che portano fortuna, è vero? Dicono, Dove le ha comperate? a Esparta. Dov'è? È un porto della Columbia. Che ignorante, credevo fosse un negozio. E che cosa faceva lì, come si chiama? A Esparta? Ero andato a caricare del caffè. Era marinaio. Già. Deve essere bello viaggiare, vedere gente nuova, posti nuovi. Io invece sono nata, sono stata battezzata, ho vissuto sempre in Trastevere. Il mio viaggio più lungo è stato Roma-Viterbo. È stato il mio viaggio di nozze. Non abbiamo potuto fare di più, c'era la guerra. È molto che è sposata. 4 anni. Mi creda, parlo contro il mio interesse. Alla signora del gelataio gliel'ho fatte pagare 4.000 lire. Tutte e tre? Oh, mi meraviglio, Sor Vincenzo. E Telle, Cristo, mica è Fustagno. Gliele posso mettere 8.000 tutte e tre. Bene, riparleremo. Alla signora Paola gli sono piaciute moltissimo. Certo che ci verrebbe un paltò magnifico, con la figurina che c'ha. Portale a casa stasera, va. Lo dico sempre io che lei è un uomo intelligente. Quando ero bambina volevo diventare la moglie di un capostazione. Mi piacevano tanto i treni. Anche adesso alla sera, quando senti i fischi delle locomotive, mi prende una smania di viaggiare, di andare lontano. Ma che stai dicendo? Sai Vincenzo, il signor Scalesi credeva che io fossi grassa e bruna. Perché? È perché dice che i pranzi che ti mandavo erano da moglie grasse e brune. In un certo senso ha ragione, è Adele che fa la cucina. Povero Vincenzo, l'unico dispiacere che le ho dato è quello di non aver imparato a cucinare bene. Almeno credo che sia l'unico. No, ce n'è un altro. Quale? Che non sei grassa e bruna. Siamo arrivati, permesso? Tira il cavo per accostare. Accosta più che puoi. Molla lì, molla. Enzo, vedi il tiro verso la riva. La comprate? Hai visto Scalesi? L'ho visto andare giù di là. Sarà andato per lo svincolo del carbone. Andiamo, Paola. Cosa stavi dicendo a Scalesi che volevi sposare un capostazione? Non lo sapevi. No, non me l'hai mai detto. Chi era? Era il capostazione di Trastevere. Ma non ti preoccupare, aveva 40 anni quando io ne avevo 10. C'è il signor Masi? No, perché? E voi chi siete? Sono il contabile. Voglio dire, come vi chiamate? Carlo De Marsico. Ah, ho capito. Capito che cosa? Che vi chiamate De Marsico. Ah, Lavora qui un certo Scalesi Renato. sì e no. Come sarebbe?
Voglio dire, lavora per il signor Masi, ma non al cantiere. E dove? Sulla draga, perché il signor Masi ha anche l'appalto per il dragaggio del Tevere. Lo so, lo so. Già, voi sapete tutto. E dove si trova la draga? E questo pure dovreste saperlo. Ma voi avete voglia di scherzare? Io, per carità, con questo caldo, volevo dire, la draga dove volete che sia? In piazza? Sarà a Fiume, no? Ecco il signor Masi che arriva. C'è un brigadiere, cerca Scalesi. Ah, Carlino, Carlino, che cosa succede? non lo so, ma certo deve essere qualche cosa di grave. Quello Scalesi è un tipo prepotente e rispostiere. Scusate signora, con permessa, già fa. Antonio, torna al porto fluviale, dia Scalesi di venire subito qui. Sbrigati. Va bene. Si accomodi, l'aspetterà su da me. Prego. Si accomodi. Grazie. Paola? Paola? Sì? Vedi se c'è un po' di vermouth. Subito. Ecco, questa è la sentenza del Tribunale di Taranto. Grazie. Certo, è una storia noiosa. Purtroppo. Mi ha mandato a chiamare, signora. C'è un brigadiere che la cerca. Ah. Dov'è? Di là con mio marito. Va bene. Ma forse sarà meglio che non vada. No, signora. Grazie. Si accomodi. Prego. Scusi. Renato Scalesi, nato a Genova il 3 ottobre 1910. Lo dicevo che il sapone in polvere non si trova. Non importa. Sa che lo zucchero è di nuovo aumentato? Ah, sì? Io non l'ho comprato, eh. Bisognerebbe dire a Vittorio che ne trovi di quella americana a quadretti. Sa, come quello che ci ha portato l'ultima volta. Ah, le ho portato le olive dolci. Grazie. Buongiorno, signora. Buongiorno. Allora dica al commissario che domani avranno i documenti. Non è molto regolare. Garantisco io per Scalesi. Va bene. Che è successo? Niente, una vecchia storia. Non c'è più vino, eh? Non dica poi che non l'ho avvertito. La settimana prossima andrò a Marino, non ti preoccupare, Adele. No, mica l'ho detto per me. Mi porta assai a me del vino. Figuriamoci. Lo sa che la moglie di Berzolini ha avuto una bambina? Ah, sì? Sì. Beata lei. Ammainate lo scalo. Piano piano, fino a 4 metri. Giù.
buongiorno. Buongiorno. Tirate ancora il traversino di destra. Ma che fa lei qui? Sono venuta a portarle le paghe. Mio marito è andato a Civitavecchia con Carlino. No. Come al solito mancheranno gli spicci. No, no, ho cambiato io. Anzi, ho preparato anche le buste. Grazie. C'è stato dal commissario? No. Perché? Devo prima ritirare al ministero una copia della sentenza. Ma mio marito aveva garantito che sarebbe andato il giorno seguente. Ha ragione, ho fatto male. Andrò lunedì. Così lei sarà tranquilla. Per me? L'altro giorno voleva farmi scappare. Che c'entra? Credevo fosse una cosa grave. E adesso? Ma non so. Del resto non mi riguarda. Già. Di Enzo, vuoi fare tu, per favore? Alle macchine penso io. Permesso? Vieni, Amilcare, contali. La bronzina che riscaldava l'hai messa a posto? Sì, tutto a posto, stia tranquillo, ci ho lavorato un po'. Molto lavoro, eh? Va bene. Vittorio, tieni, ti ho fatto la ragione del 10%. Alfredo, prendi. Vorrei tornare a terra. L'accompagno. Va bene. Suo marito le ha detto niente di me? No. È stato un errore. Ma 8 mesi dentro li ho passati lo stesso. Perché? Ero imbarcato su una petroliera. Ha preso fuoco. C'è stata un'inchiesta durata 2 anni. L'incendio risultò doloso. E io ero l'ufficiale di turno. Ma se non era colpa sua? Infatti fui assolto. Però sono cose che si pagano. Forse era anche giusto, nell'incendio sono morti 2 marinai. E intanto la guerra era finita. Sono cambiate tante cose. Sono cambiato anch'io. Dia a me la bicicletta. Piano. Stia attenta. Grazie. Dica la verità. Si aspettava qualche cosa di più interessante, vero? Non valeva la pena di venire giù con questo caldo. Ma cosa crede? Che io sia venuta qua per vedere lei? Sono venuta per portare le paghe. Era tanto più semplice mandare un operaio dal cantiere, no? Attenta! Si è fatta male? No. Mi faccia vedere. No, mi lasci. Andiamo su, non faccia la bambina. Un momento. Non se la prenda. Ho un cattivo carattere, lo so. Tante volte mi capita di dire delle cose spiacevoli senza volerlo.
Anzi, volendo dire il contrario. Mi spiego male, ecco. Si è spiegato benissimo. Come mi somiglia lei? Io? Sì, non ho mai incontrato una donna che mi somigliasse tanto. Che ne sa lei di me? Già questo è lo strano. Che pur non sapendo niente di lei, la conosco meglio di chi le sta accanto da anni. Lei vuole le stesse cose che voglio io. Lei non può essere contenta della sua vita su questo sporco fiume, in questa noia, in questo silenzio. Lei si sbaglia, non capisce niente. Io sono contenta della mia vita, sono felice. Eppure qualunque cosa lei dica, i suoi occhi mi danno ragione. Lei è matto. Perché dico la verità, a lei non si conosce. Io la guardavo camminare l'altra sera, quando attraversava la via. Il suo passo non era come quello delle altre. C'era tanta sicurezza, tanta forza, tanta alterigia. Qualità sprecate qui fra queste cose misere e sciocche. Basta. E io subito ho fatto un sogno. L'ho vista nella città in cui io tornerò. Laggiù, oltre l'oceano, fra migliaia di persone che lottano, si contrastano, che hanno fretta di fare qualche cosa e di imporsi l'uno all'altro. E l'ho vista camminare accanto a me. Basta, la prego. Antonio, cambia l'olio e dà una guardata ai freni. C'è mia moglie? Sì, è tornata poco fa. Paola! Paola! Paola. Signora, Che c'è? mi scusi, sono molti giorni che cerco di parlarle. Al cantiere mi ha sempre visto. Sa benissimo quello che voglio dire. Avevo bisogno di trovarla sola. Sì, ha ragione. La colpa è mia. Fa bene a considerarmi così, me lo merito. Ha creduto di potersi divertire un tipo come lei, figuriamoci se non cerca di approfittarne. Ma perché mi dice queste cose? Lei sa benissimo che non è vero. Ha capito benissimo che non ci si sta divertendo né io né lei. È una cosa seria, Paola. Non lo so, non voglio saperlo. E poi non mi interessa, io voglio bene a mio marito. Non è vero. Mi lasci stare. Che cosa pretende lei da me? Non si faccia più vedere. Non capisce che mi è odioso tutto questo. Odioso, odioso. C'è il signor Masi? Sì, è di là. Avanti. Permesso? Oh, è lei. Venga, venga. Scusi se disturbo. Passavo di qua, volevo parlarle. Ha fatto bene a venire, si accomodi. Grazie. Segga. Ha già cenato? Sì, grazie. Non posso offrirle un bicchiere di vino perché siamo rimasti senza. Colpa sua che non è andata a Marino. Che te ne importa se tu non bevi? Ah, ho saputo al Ministero che ci sono buone possibilità di ottenere l'appalto per il trasporto del carbone da Fiumicino all'officina del gas. Buonasera, signore. Buonasera. Perché sei andata tu? Adele aveva da fare in cucina. Potevi dirmelo, sarei andato io. Non importa. Beva. Grazie. Sarebbe proprio quello che ci vuole per rimettere in moto il cantiere. Per questo bisogna che i lavori della draga vadano avanti il più veloce possibile. Conto su di lei. Appunto di questo volevo parlarle.
Ho deciso di andare via. Via. E perché? Torno in America del Sud. Il 15 parte da Genova il Cesare Lauro, un piroscafo da carico. Il capitano è il mio amico e spero di potermi imbarcare. In America non ci sono mai stato, ma ne ho sentito tanto parlare. Non ho nessuna voglia di andarci. Penso che se uno ha voglia di lavorare, l'America la può trovare anche qui. Sì, un lavoro senza mezzi, senza volontà, senza fiducia. Tutto quello che si mette su ci ricasca sulle braccia. Io non sono così pessimista. Lei non sa che cosa sia l'America. È un paese dove la vita stessa ti spinge a fare sempre qualche cosa. Che ti dice avanti, su, lavora, pensa, metti fuori un'idea. E quando tu hai un'idea o un progetto, subito trovi 1000 persone attorno, pronte, sveglie, che ti mettono a disposizione tutti i mezzi con generosità, con fiducia. Perché lì quando un uomo è forte, sente veramente di esserlo. E ne ha ogni momento una prova. E lo stesso è per una donna. A me questi sembrano bei discorsi. Nient'altro che bei discorsi. Io so soltanto che qui si può lavorare. E se tutti la pensassero così, col tempo ci si potrebbe riprendere. Già, col tempo. E intanto gli anni passano, la vita passa. Sì, ma passerà anche in America, no? Sì, ma vede, è importante quando si arriva alla fine potersi guardare indietro e dire ho fatto qualche cosa. Non ho vissuto inutilmente, non le pare? Non lo so, non ci ho mai pensato. Sarà forse perché io ho una casa, una moglie. Anche questo è importante. Ah sì, certo. È importante. È molto importante. Ancora? No, no, devo andare. E presto, dopo cena facciamo una partita, deve venire Carlino. Grazie, io non gioco. Come vuole. E allora della sua partenza ne riparleremo, bisogna che mi dia il tempo di sostituirla. Certamente. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signore. Buonasera. Se la carne dura non è colpa mia, eh? Io l'ho detto al macellaio che era troppo fresca. Ah, se l'hai detto al macellaio, siamo a posto. Mi dispiace che Scalesi se ne vada. Ho sempre pensato che un giorno o l'altro se ne sarebbe andato. È come uno zingaro quello. Deve essere un bel film, vogliamo entrare? Ma che? Non ne ho voglia. Ah, figlio mio, ma mi vuoi dire che vuoi fare? A ballare no, al cinema no, non potrai mica passare la domenica a passeggiare su e giù. Con te poi che non dici mai una parola. Hai ragione, ti ho sciupato la domenica. Vai pure al cinema. E tu? Ma io faccio 4 passi e poi torno alla draga. Renato. Forse volevi andare a sentire la predica. Ciao. Ciao. Chi cercate? Nessuno, perché? E che fate qui? Niente, passavo. Davo un'occhiata perché è proibito. Che discorsi. E voi prendete sempre le cose in mala parte. Volevo dire, come mai siete qui di domenica? Non sapevo dove andare. Volete venire con me? Dove? Alla ferrovia del signor Masi. Alla ferrovia? No, non proprio alla ferrovia, alla trattoria della ferrovia. C'è una gara di bocce. Venite anche voi. No, grazie. E fate male, il gioco delle bocce è quando mai igienico. Arrivederci. State babù. Un'altra. Ce ne sono 2. Oh, Buongiorno. ecco il professore. Prenda un momento il mio posto, per favore. Dov'è Paola? Eccola là. Ah, ma se continua così. Paola? Perché te ne stai qui sola? Mi annoiavo, Dino. Cos'hai, Paola? Da qualche giorno non sei del solito umore. No, Vincenzo, ti sbagli. No, è così. Carlino mi ha persino chiesto se abbiamo litigato. E tu che cosa gli hai risposto? Gli ho detto di no.
Ma gli ho anche detto che se continui a farmi il muso, litigheremo. Vuoi ballare? Sì. Signor Masi, vuol venire? Sì? Scusa, di là mi aspettano. Prego, Passato il cattivo umore? passato. Niente, signora? No, grazie. Scalesi. Sono io oggi che ho bisogno di parlarle. È la prima volta che mi succede di trovarmi in una situazione di questo genere da quando sono sposata. E allora non so. Io non sono in collera con lei. Ecco, questo volevo dirle. E lei non deve esserlo con me. Basta, finito. Come se non fosse successo mai niente. Intesi? Intesi. Come se non fosse successo mai niente. Parte davvero? Sì, Per l'America? sì. Vede Paola, io credo di essere un uomo forte. Ma c'è anche una debolezza degli uomini forti. Ed è profonda, quasi infantile. E allora si cade nella sfiducia, nell'amarezza. Abbiamo tutte le speranze, tutte le certezze, tranne quella di incontrare una persona che ci possa stare accanto. E quando questo miracolo avviene, quando improvvisamente, passando vicino a una creatura umana, sentiamo che il suo cuore batte come il nostro, allora non ci si contiene più. E si fanno dei progetti che sembrano assurdi, e invece sono meravigliosi. Sa cosa farei se lei avesse il coraggio che non ha? La prenderei con me la porterei via. Ancora? Mi aveva promesso. Ma non capisce che le voglio bene in questo modo, io? Via con me a fare la mia vita come se fosse mia moglie. So che non è possibile. Non abbia paura. Ma abbia almeno il coraggio di dirmelo che mi vuol bene. Che mi vuoi bene. Com'è possibile? E adesso? Era meglio non dircelo, che ci volevamo bene, era meglio. No, Paolo, no, meglio così. Sì, l'ho tanto desiderato in questi giorni. Non pensavo che a te, ma credevo che non avrei mai avuto il coraggio. Vieni via con me. No, Sì, Paola, sì, per sempre. no, impossibile. Sarebbe brutto altrimenti. Sì, ma non posso, non potrò mai. Non voglio fargli del male. Ma così fare del male a me e a te. Pensa, saremo infelici tutta la vita.
Buonanotte. Traditore! Mi raccomando, non ce la sciupi troppo. Andiamo, venite, torniamo presto. Grazie, mi dispiace, mia moglie è stanca. Beh, allora arrivederci. Buonanotte. Buonanotte. Bella figura abbiamo fatto. Diranno che ci diamo delle arie. Sciocchezza. Per te. Per me no. Ma hanno capito benissimo che io ero stanca. Del resto siamo stati con loro tutto il pomeriggio, tutta la sera. Appunto per questo. Non era il caso di piantarli così. Ah, te l'ho detto, potevi andarci tu. Solo, già. Così avrebbero detto che... Quanto ti preoccupi di quello che dice la gente. Buonanotte. Buonanotte. Ricordi, Paola? La suonavano la prima sera che siamo andati a ballare insieme. Portavi un vestitino celeste e un paio di scarpe ortopediche che ti facevano male ai piedi. Poi per tornare a casa prendemmo una carrozzella. Eri così stanca che a Piazza del Gesù ti eri già addormentata. Sul portoncino ti chiesi se volevi sposarmi. Ricordi che mi hai risposto? Ti ho risposto sì. Ma ti dissi anche, lasciami andare a letto, tanto sonno. Ti voglio tanto bene, Paola. Come quella sera. Di più. Non dobbiamo litigare. E per delle sciocchezze, poi. Senti, Vincenzo, Carlino mi ha detto che la settimana prossima tu vai a Milano. Non lo so ancora. Dipenderà dal lavoro. Certo, se le cose vanno bene, andrò a Milano. Portami con te. Ma che dici, Paola? Non è mica un viaggio di piacere, è uno strapazzo, nient'altro. E poi mi fermerò solo un giorno o due. Non importa. Non voglio restar sola. Hai paura? Beh, in ogni modo, ne riparleremo. Buonanotte. Buonanotte. Lei vuole le stesse cose che voglio io. Lei non può essere contenta della sua vita su questo sporco fiume, in questa noia, in questo silenzio. Ma così fare del male a me, a te, pensa, saremo infelici tutta la vita.
Tieni, accompagnami a terra, per favore. E dove vai? Parto. Parti. Sì. E il padrone lo sa? Sì. Hai trovato un altro posto? Mhm. Mi dispiace. C'è il principale? No, credo che sia andato al ministero con la commissione. Va bene, grazie. Sei pronta? Sì. Andiamo. Devo preparare la valigia. Non ho potuto prima. Lui è andato via da pochi minuti. Vieni via come sei. Non portare via niente. Sbrigati. Dobbiamo far presto. Il torpedone parte alle 6. Tu vai avanti, è meglio che non ci vedano insieme. Prendi un taxi e vai ad aspettarmi alla Teti, dietro la galleria. Sì. Io prendo la valigia e ti raggiungo. A presto. L'avete trovato? No, era già uscito. Ve l'avevo detto, ma già quando parlo io. Arrivederci. Arrivederci. Oh, finalmente. C'è un contrattempo. Il torpedone non parte più questa sera. Perché? Guasti. E allora? Mi hanno assicurato che domattina alle 6 ci sarà un altro mezzo. Alle 6. Come farò a uscire di casa a quell'ora? Ma no, Paola, non tornerai a casa. E dove andremo? In un albergo. Oh, no. In un albergo no. Scusa, cara, quando saremo a Genova dovremo pure andare in un albergo, no? Sì, lo so, ma vedi, in un'altra città capisco. Non so come dire, ma restare a Roma così è diverso. Su, Paola, devi essere calma, coraggiosa. Andremo in un piccolo albergo, non ci sarà neanche bisogno di dare i documenti. E domattina presto... Alle 6? Sì, Ancora 12 ore. andiamo. Ci potrebbe essere qualcuno che mi conosce. Il resto, signore. Grazie. Fate passare, pagato. Andiamo. Sbrigati, Giulia. Senti, vuoi che andiamo in un altro albergo? Perché? È così brutto qui. No, non importa. Vieni, usciamo, è ancora presto. Andiamo a cena e torniamo più tardi. Vuoi? No, no, vai tu se vuoi. Io che dici? Se tu stai qua. Com'è strano. Com'è strano. D'ora in poi per tutta la vita farò una cosa o non la farò, secondo se tu vorrai o no. Sarò allegro, triste, secondo come sarai tu. E anche se non vorrò, sarà così. Perché ti voglio bene. Non t'era mai successo? Di voler bene, sì. Ma mai di avere una donna proprio mia per tutta la vita, da pensarci io, da tenermela io. Allora non sai se sarai contento o no. Sono contento, non sono mai stato così contento. Ho passato tutta la vita un po' qua, un po' là, in giro per il mondo, libero, e so bene cosa significa essere liberi, ma soli. Non avere da pensare che a se stessi è una cosa vuota, triste, quando uno se ne accorge. Paola, cos'è? Paola, Ma non so. Paola. Paola, cara,
Ma pensa, siamo soli per la prima volta. Ma che cos'hai? Non so. Non mi sono mai sentita così come da quando sono entrata in questa stanza. Andiamo via, vuoi? Che cosa sarà? Da quando ti voglio bene non ho aspettato altro che questo momento. Non pensavo ad altro. Se fossimo partiti subito saremmo già lontani. Ma siamo già lontani. Non devi pensare al passato. Il passato non esiste, capisci, amore? Ci siamo noi due soli al mondo, io e te. Non devi aver paura, mai. Io avrò forza per tutte e due. Ascoltami, quando ti senti triste o hai paura, abbracciami stretto, ti sentirai più forte, più sicura. Vedrai. Chi è? Che cosa vuole? I signori ti fermano anche la notte? Ma sì, l'ho già detto in portineria. Ah, grazie, scusi. Prego. Paola. Paola. Ma che pensi? Pensavo che forse ho fatto male. Non ho scritto niente. Lui non saprà che cosa è successo. Penserà a una disgrazia. Mi cercherà. Telefonerà a tutti, in questura, agli ospedali. Non pensare a queste cose, Paola. Non posso. Se tu sapessi come vorrei non pensare. Avevo sognato tutto così bello, così facile. E invece... Paola, ti sento legata a qualche cosa da cui non puoi liberarti. La verità è che forse non mi vuoi bene abbastanza. Se non ti avessi voluto bene, non sarei qui. Ma è difficile, sai, dimenticare tante cose. La vita di questi anni, così di colpo. Vorrei tanto essere contenta, affettuosa. Ma non mi è possibile. Non so. C'è qualche cosa che me lo impedisce. Qualche cosa dentro di me. Torna a casa. Torna finché sei ancora in tempo. Renato, perdonami. E tu che farai? Non lo so. Partirai? Non lo so. Addio, Renato. Addio.
Paola, come mai così tardi? Sei stato in pena. Un po'. Di là c'è Carlino, si ferma a cena. Dobbiamo finire i conti del mese. Volete mangiare subito? Sì, lavoreremo dopo. Non mi domandi com'è andata dal ministro? Oh, scusa, hai ragione. Com'è andata? Insomma, è stato gentile, comprensivo. Ha promesso, speriamo bene. Gli è piaciuto molto il mio progetto, sai? Davvero? Proprio. Ha detto molto bene, signor Masi. Molto interessante. Caro. Lascia, c'è Adele. Senti. Signor Masi, c'è Vittorio. Scusami, cara. Che c'è? Sono venuto per sentire che dobbiamo fare domattina. Perché? C'è pure il signor Carlino a cena stasera. Sì, lo so. Me l'hanno detto 10 minuti fa. Se crede di essere in trattoria suo marito. Paola, c'è stato Scalesi oggi qui? Sì, Cosa ha detto? ma cercava di te. Nient'altro. No. Incredibile, se n'è andato senza dire niente. Ha piantato tutto. Faccio una corsa a cantiere, torno subito. E io, che ho buttato giù la pasta. Tirala su. Ha sentito? Roba da matti. Ma se rinasco un'altra volta, altro che la serva voglio fare. Buonasera, Carlino. Buonasera, signor. Sgombro subito, eh? Abita sempre in pensione. Per forza. Mi diceva che voleva cercare casa. Dicevo, avevo anche trovato 2 stanzette, ma poi ho preferito restare in pensione. Si sta male, si mangia da cani, ma almeno non mi sento solo. E di lei? Di sua moglie non ha più saputo niente? No. Cioè ho saputo che sta a Milano con quel suo... Non ha mai pensato che potrebbe ritornare? No, mai. E se tornasse? Più gli anni passano e più sento il male che mi ha fatto. Lei non può capire. E la gente ride. Non è una disgrazia perdere l'amore, l'affetto della moglie, la pace della casa? No, signore, la gente ride. E lei non è andata dal ministro? A che fare? Ho preparato l'esposto, ho fatto i calcoli, ho scritto il discorso. Insomma, ho fatto quello che dovevo fare. Ma dal ministro non sono andato. E non sono una figura rappresentativa. Hai visto che sono arrivato in tempo? Lei ha sempre ragione. Ce n'era anche un altro che aveva sempre ragione. Ah, i rigatoni. Per me pochi. Sì, sì, lo so. Ho saputo che hanno fatto una dimostrazione al Viminale. Dicono che ci sono stati 14 feriti. 14, 80? Grazie. Com'è, Paola? Hai tolto l'anello? No. Allora l'hai perso. Perché perso? Ti si sarà sfilato, non te ne sei accorta. C'è ancora il segno. Ma non so, non mi ricordo. Ma vedrai, si ritroverà. Sì, se l'hai perso, chi lo trova più. Si trova, si trova. Si deve trovare. Ma Paola, che fai? Oh, scusa. Allegria, allegria. Contributi, previdenza sociale, lire 6.598. Liquidazione ore straordinarie del mese di giugno, lire 32.907. Vengo subito. Cos'hai, Paola? Sei triste per l'anello? Anche a me dispiace, ma non devi piangere. Ne compreremo un altro. Lo faremo benedire e sarà come se ci sposassimo di nuovo.
E adesso vai a letto, eh? Io lavoro ancora un po'. Ti dispiace? No. Vincenzo. Non sei mica in collera con me? Ma no. Chiudi la finestra. Prenderai freddo. C'è il suo nome sul giornale. 2 volte. Leggi, leggi. Ieri il ministro dei lavori pubblici ha ricevuto una commissione di tecnici e di operai del porto fluviale presentata da Vincenzo Masi, uno dei maggiori imprenditori. Esagerati. La commissione ha presentato un progetto avente lo scopo di riattivare la navigabilità del Tevere nel tratto tra Fiumicino e la capitale. Il ministro ha promesso il suo sollecito interessamento. Pare che il progetto dell'ingegnere Masi sia ottimo. Hanno fatto diventare anche ingegnere. Vai a comprare gli altri giornali. Sì. Tutti. No, negli altri non c'è niente. Mi dispiace. Si ha un bel dire, ma vedere il proprio nome sul giornale è una cosa che fa un certo piacere. Sì. C'è qualcos'altro? No, leggevo qua che una coppia si è suicidata in una camera d'albergo. Al solito. E chi sono? Non si sa. I suicidi non sono stati identificati. Nessun indizio si ha finora che faccia luce su questo misterioso duplice suicidio. Soltanto sul comodino a destra del letto è stata trovata una fede nuziale con le iniziali P e V e la data 27 marzo 1942. Beh, ragazzi, al lavoro. Che diceva il giornale? Il ministro ha ricevuto... No, l'altro. Ieri sera alle 9 una giovane coppia entrava nell'albergo Fontana di Trevi e chiedeva una camera. Dopo circa mezz'ora il cameriere udiva 2 detonazioni provenienti dalla camera numero 18. Sfondata la porta si trovava in presenza 2 cadaveri. I suicidi non sono stati identificati. Nessun indizio si ha finora che faccia luce.
Calesi non è partito. L'ho visto stamattina all'edicola dei giornali. Desidera. Scusi. Ieri ho lasciato qui un anello. Ah, era suo? Sì. L'ha trovato lei? Ha trovato la polizia. La polizia? È in questa camera che è successa la disgrazia. Che è successo? Non ho letto i giornali. Scusi, sa, sono sola. Averlo saputo che era suo. Ho sperato fino all'ultimo momento che non fosse vero. Senti, Vincenzo, sono stata qui, è vero, ma non è vero quello che pensi. Già. Lascia che ti spieghi. Avevo creduto di poter vivere senza di te. Volevo partire. Per sempre. Partire? Sì. Non mi capivo più. Non ero più io. Avrei voluto dirti tutto ieri sera, ma non ho potuto. Che schifo. E chissà quante altre volte prima. No! Te lo giuro. Ti dava noia anche l'anello. Non dire così, Vincenzo. È terribile, lo so, ma devi credermi. Chi è lui? Rispondi. Puttana! Dove vai? Lasciami andare. Tu non crederai mai la verità. La so meglio di quello che credi. So anche chi è lui, l'ho capito adesso. Tardi, ma ho capito. Oh, se tu non l'avessi saputo, tutto sarebbe continuato come prima. Hai anche il coraggio di dirlo. Sì, perché ieri ho avuto il coraggio di venire via di qui, di tornare a casa. Ed è stato tutto inutile. Peccato che io sappia, eh? Sì, Vincenzo. Che peccato. E dove vai ora? Da lui. Non so quello che farò, ma non tornerò mai più con te. Mai più. Apri. Voglio andar via. Da quanto tempo sei la sua amante? Solo questo ti importa. Sì.
Sono stata la sua amante. Adesso lo sai. Adesso mi lascerai andare via, no? Te. C'è la signora Paola? No, è uscita. Non sa dove potrei trovarla? Ma che ne so. Grazie, scusi. Cialesi. Volevi portarla via. Masi, sua moglie è innocente. Hai paura? Non verrà via con te. Non verrà.